Buongiorno, io sono il dottor Sarzo, sono il direttore della chirurgia generale dell'ospedale Sant'Antonio dell'azienda ospedaliera di Padova e ho anche il piacere di essere il coordinatore di un team multidisciplinare che si occupa di pazienti affetti da incontinenza fecale, incontinenza urinaria e di tutti i pazienti che sono portatrici di una stomia. L'incontinenza è un disturbo che porta al paziente una grave invalidità. È distinta in urinaria e fecale a seconda appunto del distretto che ne è interessato e sostanzialmente è l'incapacità di poter trattenere o emettere a comando le urine o le feci. L'incontinenza è un disturbo estremamente invalidante. Il paradosso, l'esempio opposto a questo disturbo è per esempio la stipsi. Però la stipsi non è una malattia invalidante, mentre l'incontinenza fecale lo è, perché porta al disagio del paziente tale che lo allontana dall'aspetto sociale, familiare e lavorativo. È una patologia estremamente diffusa. È stimato che l'incontinenza urinaria o l'incontinenza associata all'incontinenza fecale coinvolga quasi il 15-16% della popolazione italiana. Se noi analizziamo questo fenomeno partendo da dati nazionali per poi arrivare a dati regionali per calarsi nella nostra realtà provinciale, vediamo che il fenomeno mantiene sempre le stesse proporzioni. In Italia abbiamo circa 60 milioni di abitanti e è stimato che circa 7 milioni siano i pazienti affetti complessivamente da incontinenza fecale e incontinenza urinaria. Quindi siamo intorno a un 15-16% della popolazione che ne è affetta e questo è un dato estremamente significativo. Ma quello che è ancora più significativo è che solo 300.000 pazienti in tutta Italia cercano in realtà una risposta a questo problema, cercano delle cure mediche specifiche. Questo lascia pensare a come noi sanitari veniamo a conoscenza di quello che si può definire la punta di un iceberg che è estremamente profondo. Abbiamo detto 7 milioni di persone affette, però solo 300.000 cercano cure specifiche. Questo è un dato nazionale, ma se noi ci caliamo nella realtà del Veneto, praticamente, in Veneto è stimato che ci siano 500.000 pazienti affetti da incontinenza urinaria e 80-81.000 pazienti affetti da incontinenza fecale. E vedete bene che anche nella nostra realtà del Veneto praticamente il rapporto tra l'incontinenza urinaria e l'incontinenza fecale è svantaggioso purtroppo per i pazienti affetti da incontinenza urinaria, che sono tantissimi. Però anche in Veneto in realtà solo una piccolissima percentuale di pazienti vanno incontro a cure mediche specifiche. Se noi caliamo poi questi dati nella nostra realtà, nel nostro territorio, nella nostra provincia, vediamo che i rapporti restano sempre gli stessi. La provincia di Padova, grosso modo, ha 23.000 pazienti affetti da incontinenza urinaria e incontinenza fecale
e quindi capite che è un problema importante per quello che è la popolazione della nostra provincia, e all'interno, va detto anche questa precisazione, che all'interno del Veneto la provincia di Padova è, diciamo, capofila purtroppo come dato negativo, cioè la provincia che ha il maggior tasso di pazienti affetti da questo disturbo del compartimento pelvico, che è l'incontinenza urinaria e l'incontinenza fecale. Perché analizziamo questo problema? Perché il 28 ci sarà la giornata mondiale dedicata a questi pazienti affetti da incontinenza urinaria e incontinenza fecale, e anche la nostra azienda dedicherà uno spazio conoscitivo alla popolazione, ai pazienti che vogliono avere informazioni a questo riguardo, e che praticamente vogliono emergere da quel dato che vi ho raccontato prima, cioè del fatto che molti tengono per sé questo disagio e non lo raccontano al proprio medico di medicina generale. Molti medici di medicina generale purtroppo non sono a conoscenza, perché appunto è un problema che viene trattenuto dal paziente e non espresso. Badate bene che i pazienti a volte lo trattengono anche con i propri familiari. Questo fa pensare bene a come sia vissuto male questo aspetto da parte del paziente. E quindi il 28 l'azienda ha organizzato un evento che si terrà qui al Sant'Antonio, all'ospedale Sant'Antonio, insieme a molti specialisti che sono a disposizione per circa 2 ore della mattina per dare informazioni a chi vuole far emergere questo problema. Ci saranno i sanitari, ma ovviamente ci saranno anche i rappresentanti delle associazioni di questa malattia, che sono diciamo un aiuto importante che ha il clinico per comunicare con la popolazione, ma nello stesso tempo alle volte ci permette di comunicare con le forze politiche. Quindi venerdì ci saranno i nostri colleghi che partecipano al team multidisciplinare, che saranno a disposizione per circa 2 ore per tutti coloro che vorranno avere informazioni in merito, perché l'obiettivo di questa campagna è quella di sensibilizzare tutti quei pazienti che si vergognano di tirare fuori con i propri familiari, con il proprio medico di medicina generale, questo tipo di disturbo, e quindi di cercare di capire se c'è una cura appropriata. E Padova ha assolutamente tutte le potenzialità per poterlo fare, sia rivolta all'adulto, ma appunto anche per il bambino. La stomia è un orifizio artificiale che viene creato sulla parete addominale in seguito a una patologia che permette a quel paziente che ne è affetto di poter avere le sue funzioni urinarie o fecale non per via naturale, ma attraverso un sistema artificiale che appunto si chiama stomia. La stomia è un evento estremamente drammatico quando deve essere proposta al paziente, soprattutto quando la stomia
è definitiva, perché in alcuni casi la stomia è provvisoria, urostomia o colostomia o ileostomia è provvisoria, in altri casi invece è definitiva, e quindi è un momento particolare nel percorso clinico del paziente che va adeguatamente riconosciuto. Ci vuole tutto il tempo per raccontare al paziente cos'è una stomia, come va gestita e come viene trattata e quali sono le complicanze, perché poi questi pazienti hanno una serie di preoccupazioni che sono legate anche proprio alla loro vita relazionale, alla loro vita lavorativa, e quindi è un momento, quando si deve comunicare questa opportunità, questa purtroppo diagnosi al paziente importante, che richiede tempo, deve essere metabolizzato soprattutto. Noi cerchiamo sempre di raccontare a step ai pazienti quando dobbiamo ricorrere a questo tipo di artificio. Le cause per cui si deve costituire una stomia prevalentemente sono di natura oncologica, sia quasi per l'aspetto urinario sia per l'aspetto fecale, quindi al di là del disagio comunicativo che deve essere fatto al paziente per questioni delle sue funzioni che non saranno più come prima, bisogna anche avere quella attenzione nell'andare a comunicare l'aspetto oncologico. La nostra azienda ha un servizio dedicato a questi pazienti, che è coordinato dal dottor Giorato, che non poteva essere qui con me oggi, che però fa un servizio importante per questa azienda. Pensate che circa 600 pazienti grosso modo vengono trattati ogni anno da questo servizio. Questo servizio segue tra pazienti vecchi e pazienti nuovi circa 1700 pazienti all'anno e svolge circa 5000 prestazioni all'anno di questo tipo. E capite bene che sono prestazioni particolarmente impegnative. L'azienda si sta attrezzando anche attraverso un progetto sperimentale che è in essere per creare degli sfinteri che possano permettere a questa popolazione di pazienti una qualità di vita che sia la migliore possibile. Che cos'è la rete aziendale e cos'è il modello organizzativo per questi pazienti? Diciamo che la rete aziendale, il modello organizzativo provinciale, il modello organizzativo veneto è stato ampiamente deliberato dai nostri legislatori veneti anni e anni fa. E l'azienda padovana, la nostra azienda, da anni ha adottato questo modello organizzativo, va detto insieme e in collaborazione anche con i nostri colleghi di altre realtà provinciali. E in che cosa consiste? Il modello organizzativo sanitario per questi pazienti prevede 3 livelli assistenziali. Un primo livello assistenziale che è dedicato alla medicina del territorio e quindi, proprio per l'aspetto che vi ho raccontato prima, la captazione dell'esigenza da parte del paziente deve essere a livello periferico da chi è il primo attore sanitario di questi pazienti, che è il medico di medicina generale. E quello è il primo
modello organizzativo che in base alle esigenze che vengono espresse dal paziente sa, perché ha tutta l'autonomia per decidere quali presidi mettere in atto, oppure in base, di fronte a una sospetta gravità di incontinenza fecale o incontinenza urinare, dove indirizzare il paziente, e quindi indirizzare il paziente a dei modelli organizzativi che si chiamano di secondo livello. Le strutture di secondo livello della rete provinciale di Padova sono dislocate negli ospedali periferici, nei distretti, e devo dire anche con molta soddisfazione che il modello organizzativo di secondo livello per la provincia di Padova è estremamente qualificato, nel senso che le strutture provinciali sono in grado di far fronte a moltissimi dei problemi che vengono captati dal modello organizzativo di primo livello e quindi affrontati e trattati nelle strutture di secondo livello. Mentre qualora il paziente non sia più gestibile per complessità a livello provinciale, e allora viene affidato e preso in carico da quello che è il centro di terzo livello, che, come vi ho detto, io sono semplicemente il coordinatore, ma è un team multidisciplinare composto da un'enorme quantità di professionisti ad ogni livello: chirurghi, urologi, ginecologi, pediatri, gastroenterologi. Dimenticherei senz'altro molte specialità, però è un team enorme che si occupa prevalentemente di questa tematica, e ha il ruolo di essere team di terzo livello, cioè hub provinciale, proprio perché deve far fronte, qualora sia necessario, soprattutto per l'aspetto chirurgico, di affrontare il problema dal punto di vista chirurgico. E nella nostra realtà provinciale va detto che una delle principali attività chirurgiche che vengono affrontate riguardano i bambini, proprio perché la nostra provincia è dotata, e la nostra azienda quindi è dotata a livello aziendale qui di una chirurgia pediatrica. E ho anche il piacere di avere coordinato insieme a tutta l'equipe del team multidisciplinare 2 anni fa, e insieme a tutti i colleghi che si occupano di questo problema, quindi medici in medicina generale, chirurghi, riabilitatori, stomatoterapisti che lavorano negli ospedali di secondo livello, 2 anni fa abbiamo coordinato insieme alle associazioni che ci hanno dato una mano preziosa, in particolare l'AISVE e l'APIS, una mano preziosa a organizzare a Praglia un evento dedicato alla istituzione e alla costituzione di quello che è il modello provinciale delle attività che si svolgono all'interno di questa provincia per questi pazienti affetti da incontinenza urinaria, da incontinenza fecale e portatori di stomia. E prometto, entro la fine di quest'anno, in collaborazione anche con l'UST6, dovremmo essere in grado di pubblicare un libricino che verrà consegnato nei consultori, verrà consegnato nei distretti, verrà consegnato negli ambulatori, anche di medicina generale ovviamente, dove c'è una mappa ben precisa di quali sono gli specialisti che si occupano a vario livello
per questo tipo di problematiche che vi ho detto, quindi l'incontinenza renale, urinaria, l'incontinenza fecale e la presenza di stomie, e quindi il medico di medicina generale, i pazienti sapranno finalmente dove andare a rivolgersi per fare le loro valutazioni, proprio per far emergere quel problema che vi ho detto, che nella popolazione generale circa il 16% dei pazienti ne sono affetti, ma solo lo 0,6% dei pazienti cercano una risposta adeguata. Noi dobbiamo andare a stanare a casa quei pazienti che fanno parte di quell'enorme percentuale che non va incontro per paura e per vergogna a una risposta medica che alle volte può essere anche banale.